Buonasera a tutti, grazie di essere qua. E intanto come prima cosa ringrazio Davide Liotta con ARB che ha organizzato questa settimana della lingua siciliana in una visione molto più ampia del recupero dello spazio culturale della nostra lingua. Chiamiamola lingua, no? Non entro nelle discussioni più da linguisti, anche se la verità, ci sono laureata in questo, quindi dico, posso farlo. Hai titolo. Però proprio dico lingua perché veramente il siciliano è una lingua, ma al di là dell'aspetto più puramente linguistico, io direi che merita questo spazio proprio perché è spazio culturale, è patrimonio culturale e quindi merita che noi siciliani in primis, ma comunque in generale venga valorizzato anche per valorizzare chi questa lingua la usa e vuole continuare ad usarla in tutti i campi. In questa occasione, in questa giornata, la settimana della lingua siciliana si concentra sull'editoria in lingua, cioè come mai gli editori scelgono di pubblicare libri in siciliano e quindi come mai gli autori scelgono e vogliono pubblicare libri nella nostra lingua e che impatto anche hanno. Io posso dire quello che è dalla mia visione, cioè la visione della libraia, cioè la persona che alla fine i libri tanto belli che dalla testa dell'autore, grazie all'editore, arrivano in libreria, poi in qualche modo devono arrivare al grande pubblico. Diciamo, noi librai abbiamo questo piccolo grande ruolo di proporli. Ecco, io ho da sempre in questa libreria, scusate, un poco più basso, grazie, scusate, ho da sempre... la musica. Come? Anche la musica di Sì, credo che l'abbiano staccata proprio ora. Staccata? No, non lo voglio usare perché veramente... Musica, ok? Non ce n'è più, non ce n'è più. Con la sola imposizione della voce di Peppino Restiva. Musica, ok? Finita. Se eventualmente la voglio staccare. Ho sempre dato un grande spazio nella mia libreria all'editoria locale, quindi alla cultura locale, perché proprio penso che la meriti. Inoltre, quando sono arrivata qua, non l'ho fondata io Ciofalo, e quindi quando io sono arrivata qua 6 anni fa ho trovato un impianto impressionante da questo punto di vista ed è un settore che non ho mai voluto che scomparisse, anzi che ho sempre cercato di ampliare ed devo dire che è anche punto di riferimento questa libreria da sempre per questo settore. Quando Davide, insomma, abbiamo chiacchierato un pochino di questa cosa, ho detto ma mi piacerebbe tantissimo partecipare con un evento in libreria e la prima persona che mi è venuta in testa è stato il mio amico, carissimo amico Gianluca Buttafarro, che si occupa delle edizioni La Feluca. Perché mi è venuto in testa? Per una serie di libri, in particolare, devo dirvi la verità, mi è venuto in testa per il libro della signora Paola Savoca che si chiama Canti, Conti e Santilazioni, ma perché ricordo che abbiamo presentato questo libro tanti anni fa nella mia prima libreria e fu una cosa deliziosa. Così con Gianluca abbiamo pensato a cosa proporre in questo pomeriggio, in questa serata, e abbiamo pensato a 3 libri editi dalla sua edizione, fermo restando che anche altri editori locali hanno e pubblicano volentieri cose nella nostra lingua, ma abbiamo deciso di concentrarci. Il primo di tutti, che poi è quello che dà nome alla serata, che si chiama Si conta e sa riconta, del compianto Lino Soraci, che diciamo ha fatto proprio un lavoro incredibile. Questo lavoro di Lino lo ha affiancato Sergio Todesco, carissimo amico, insomma, forse non c'è bisogno di presentazioni, ecco, mettiamola così. E quindi grazie a Sergio che ci parlerà di questo. Paola Savoca appunto con Canti, Conti e Santilazioni, e poi abbiamo scelto quest'altro, non vi parlo dei libri perché non prendo tempo a loro, ovviamente lo faranno loro. Quando la neve si scioglie, a Squagliato da Nili, del Maria Grazia Grasso, che purtroppo oggi si è aggravato un po', quindi non poteva essere qui, né lei né la figlia. C'è il nipote? C'è il nipote, grazie di essere qua, grazie mille di essere qua. E per lei c'è Don Antonio, che ha appunto curato il libro, e
e che è stato anche il mio professore per 5 anni, quindi lo vogliamo dire, diciamocelo, bravissimo professore, oltre che bravissimo professore, proprio ha saputo avere a che fare con noi ragazzi in maniera speciale, quindi di questo veramente tutti noi l'abbiamo ricordato l'altro giorno. Ma era un'altra generazione. Vabbè, no, ma tutti i giovani hanno bisogno di punti di riferimento. Ecco, questo è il senso di questo pomeriggio qui alla Mondadori. Adesso passo la parola a Davide che vi spiegherà molto più, in maniera più addentrata, la settimana della lingua e poi insomma andremo a questa carrellata. Quindi mi alzo da qua, si risiede qua lui, così viene dritto e facciamo. Grazie mille. Grazie a Viviana Montalto, grazie alla Mondadori Bookstore, perché come ha detto poc'anzi Viviana, quando ne abbiamo parlato di questo progetto si è entusiasmata e si capisce dalle parole che ha appena dette il perché ha sempre creduto su questo tema. In realtà questo percorso, no, che vede questa tappa, che è la quarta tappa di un percorso che abbiamo tracciato, ha la volontà di costruire una sorta di laboratorio, cioè attraverso, in questo caso, la presentazione di libri, fare in modo tale che ci possiamo confrontare, possano emergere opinioni e contributi utili a valorizzare la nostra lingua siciliana e magari superare quel pregiudizio che inibisce l'utilizzo. Credo che tutti noi, magari quando eravamo a scuola, se usavamo una parlata in siciliano, venivamo additati come ignoranti, quindi non ti fare indicare come ignorante, non usare il siciliano, no? Per cui c'è una sorta di pregiudizio, di autorazzismo da questo punto di vista nell'utilizzo della lingua siciliana. Ma come sono arrivato io, come siamo arrivati noi di ARB a questa determinazione? È giusto che vi dia un po' il contesto, da dove siamo partiti. Noi siamo partiti come associazione culturale da un laboratorio teatrale che abbiamo avviato quest'anno sul 12° canto dell'Odissea. Per intenderci, il canto in cui Odisseo attraversa lo stretto di Messina. E abbiamo utilizzato la versione dell'Odissea di Rosa Gazzara, che ha tradotto direttamente dal greco al siciliano. Bene, questa esperienza è stata potentissima, proprio perché la musicalità e la potenza espressiva del siciliano rende molto bene il susseguirsi dei fatti, no, che vengono descritti. Questa esperienza ci ha portato a una piccola messa in scena a Villa Cianciafara. Questa messa in scena è stata notata da un mio caro amico che è un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sta lavorando proprio sulla necessità di tutelare le lingue vulnerabili. Lui è messinese, dunque siciliano, e per cui ha immediatamente colto questa esperienza che stavamo facendo. Da lì è partita l'idea di organizzare una tavola rotonda il 26 settembre scorso, che si è tenuta nell'aula magna dell'università. In questa tavola rotonda abbiamo invitato una serie di relatori che potessero dare un contributo significativo, tra questi c'era anche Sergio Todesco, e c'era anche Peppino Restifo, che è qui tra noi, dovrebbe arrivare anche Vincenzo Tripolo, ho detto che sarebbe passato. Il risultato di questa tavola rotonda ci ha convinto che dovevamo ulteriormente accendere i riflettori su questo tema. E da qui nasce l'idea della settimana della lingua siciliana, una settimana che è articolata su più realtà, ma con un unico denominatore comune, quello che vi ho appena detto. Basti pensare che lunedì c'è stato un primo evento alla Feltrinelli, ieri c'è stato un evento alla Sala Sinopoli curato dal Liceo Classico La Farina, questa mattina all'Istituto Comprensivo Isole Eolie c'è stato un altro evento all'interno della settimana della lingua siciliana curato dalla dirigente e realizzato dalla scuola media, dalla terza classe di una scuola media.
oggi pomeriggio qui, domani mattina saremo al Mauro Lico, domani pomeriggio nella nostra sede Spazio Lilla ci sarà Peppino Restifo che affronterà questo tema attraverso la poesia e la musicalità di Rosa Balistreri. Subito dopo ci sarà una lezione aperta di questo nostro laboratorio teatrale che si chiama Dal canto al punto, questo è il titolo, e avremo come ospite speciale Rosa Gazzara, proprio lei, proprio chi ha tradotto dal greco al siciliano. E per cui per noi è un evento eccezionale, una donna di 94 anni ma con una grande vitalità, con una grande energia, e so che sarà una serata speciale. Siete tutti invitati, è una lezione aperta di questo laboratorio teatrale aperta a tutti. Continua il percorso con Sergio Todesco venerdì 1° dicembre nella nostra sede Spazio Lilla, e qui affronteremo un altro riferimento importante della poetica siciliana, messinese, e cioè Maria Costa. Sabato 2 dicembre, sempre nella nostra sede, ci sarà l'attore e regista Vincenzo Tripodo, che invece ha strutturato un monologo di un autore del 1700, Domenico Tempio. È uno spettacolo però vietato ai minori di anni 18, perché è un testo molto sé, ma divertentissimo. Vabbè, qui minorenni non ce ne sono, per cui possono venire tutti. Concluderemo questo percorso di questi 11 eventi a Villa Cianciafara, un evento curato dal proprietario Amedeo Mallandrino Cianciafara e organizzato dalla professoressa Alba Crea. Domenica 3 dunque diventa protagonista la musica colta siciliana, i testi colti siciliani. Alba Crea ha fatto una ricerca molto attenta, è rimasta stupita di quanta ricchezza c'è da questo punto di vista, e per cui domenica 3 ce ne farà omaggio. Tutto questo percorso, ripeto, ha la voglia di poter far emergere contributi, testimonianze. Perché? Perché questo materiale ci sarà utile per il proseguo, perché ci sarà un proseguo, questo è uno dei passi del percorso che stiamo facendo, ma perché un gruppo messinese è stato scelto per andare a un convegno che si terrà il 7 dicembre a Bruxelles proprio su questo tema. Questo convegno ci andrà Sergio Todesco, ci andrà Peppino Restifo, ci andrà Vincenzo Tripoto che doveva arrivare ma ancora non è arrivato, ovviamente ci andrò anch'io. L'obiettivo è, ripeto, poter fare in modo tale che possiamo recuperare la dignità nell'utilizzo della nostra lingua. A volte ho difficoltà a dire identitaria, ma in realtà lo è. Ma perché ho difficoltà? Perché in qualche caso è stato messo in evidenza che quando si parla di identità si può confondere con chi si vuole separare, gli scissionisti, questi movimenti politici che non hanno nulla a che vedere con l'attività che stiamo facendo. Il nostro intento è recuperare l'identità sotto un profilo culturale, ha detto molto bene Viviana, questa è l'area che ci interessa. Non abbiamo la pretesa ovviamente di dare un taglio accademico e scientifico, perché vuole essere un modo per affrontare la lingua siciliana con la gente, tra la gente, nelle varie parti della nostra comunità, e infatti le scuole, le librerie e le associazioni culturali. Io spero di aver dato una cornice più chiara di qual è questo percorso che stiamo facendo. Sugli obiettivi futuri abbiamo già delle idee, abbiamo già dei progetti, però forse è troppo presto poterne parlare. E quindi io lascerei adesso la parola a Gianluca Buttaferro, che è l'editore che coraggiosamente si fa carico della produzione e distribuzione di testi in siciliano. Grazie a tutti voi per la vostra presenza. Grazie a te. E allora, intanto buonasera a tutti, mi unisco ai ringraziamenti velocemente perché sono doverosi: Viviana, la libreria, Davide Liotta con l'associazione culturale, Padre Antonio che ha curato uno dei 3 libri di cui parleremo stasera, Sergio Todesco che ha curato con Lino Soraci l'edizione appunto della Sivunta e Sarrigunta,
la signora Paola Savoca, insegnante, che è autrice di un altro libro, Canti, Punti e Santirazioni, e l'amico di Giacomo, Gianni Di Giacomo, che leggerà alcune parti di Sigunta e Sarrigunta. Poi anche volevo sottolineare il ringraziamento per gli assenti, cioè Maria Grazia Grasso, che è l'autrice di uno dei 3 libri, che purtroppo non sta bene, e Lino Soraci, che anche se non c'è più io lo ringrazio comunque, perché so insomma quanto ci teneva a questo libro. Velocemente, quando Viviana e l'associazione culturale ci hanno diciamo coinvolti, siamo stati chiaramente felicissimi di poterci inserire in questo evento, con al centro il tema appunto della salvaguardia della lingua siciliana, e con Viviana abbiamo cercato un po' di fare mente locale tra le varie pubblicazioni che abbiamo e cercare appunto dei libri che avessero in qualche modo, che trattassero il tema. Devo dire, in generale, come casa editrice non arriva tanto materiale in dialetto, in lingua siciliana, ne arriva ma sempre poco, perché ovviamente è un qualcosa di complesso, che richiede una preparazione secondo me culturale notevole, cioè, non si arriva a scrivere così in siciliano o in dialetto, e in effetti i 3 autori di questi libri hanno dietro uno spessore notevole. Detto questo, ho pensato a un tema che avessero in comune i 3 libri, e l'ho trovato. Appunto c'è la salvaguardia, tutti e 3 gli autori, nel momento in cui abbiamo pubblicato questi libri, alcuni dei quali non sono proprio recentissimi, però tutti e 3 al momento della pubblicazione, ricordo sia l'amico Lino Soraci, che insomma la professoressa, e anche Maria Grazia Grasso, hanno sottolineato l'importanza di voler salvaguardare, tra virgolette, la lingua siciliana, cioè dobbiamo fare questo lavoro, mi ricordo anche Lino, perché non voglio appunto che in qualche modo assistere ad un possibile, probabile decadimento, mi disse, del siciliano. Questa cosa mi colpì e quindi ci univa pure un rapporto di amicizia, ovviamente abbiamo deciso di poi pubblicare. Quindi in comune la salvaguardia ovviamente della lingua siciliana, il volerla preservare, come ha scritto la signora, per esempio mi viene in mente, il dialetto non è qualcosa da demonizzare, ma anzi da andare fieri, e su questo ci sarebbe tanto da dire, perché ad esempio io insegno come principale diciamo professione, e lì spesso appunto vedo i ragazzi che utilizzano il dialetto quasi con vergogna, allora lì ci sarebbe veramente da fare tutto un lavoro, non saprei neanche io, ci vorrebbero appunto degli esperti sicuramente di linguistica per capire come fargli capire l'importanza appunto del preservare il dialetto unitamente chiaramente alla conoscenza dell'italiano, e poi l'identità culturale presente nei 3 libri, cioè tutti e 3 mettono al centro l'importanza dell'identità culturale, che ci caratterizza come siciliani, quindi siamo una miscellanea, deriviamo culturalmente da un miscuglio di popolazioni, chiaramente sappiamo, e quindi c'è questa identità anche linguistica che si esprime nel linguaggio, e che tutti e 3 i libri vogliono mettere in evidenza. La signora lo fa, mette al centro, mette in evidenza alcune anche preghiere antiche, insomma adesso vedremo, cioè, si lega molto il libro della signora alle tradizioni del passato, ai modi di dire, eccetera. Il libro invece Quando la neve si scioglie, di cui vi parlerà Padre Antonio, dedica una parte cruciale, centrale, topica proprio ai proverbi. L'autrice mi sottolineava l'importanza appunto dei proverbi, perché rappresentano i vari aspetti della vita, e questo è un altro fattore che mi ha colpito. E poi il libro di Lino, che vabbè è un libro immenso secondo me, tanti libri in uno, non saprei neanche da dove iniziare brevemente, e comunque ci sono storie, miti, tradizioni, personaggi storici, la lingua è al centro. Lui ci ha messo più di 10 anni mi raccontò allora, per scriverlo, quindi è veramente un libro di enorme spessore, e anche lui mi sottolineava l'importanza del voler appunto salvaguardare la lingua. Detto ciò, lascio la parola, soltanto vi volevo sottolineare Sigunta e Sarrigunta, che poi dà il titolo appunto all'evento di oggi. È bello immaginare, come mi disse Lino Soraci, e che trovate anche in copertina, un cantastorie che prova a raccontare
che incuriosisce le persone che gli stanno accanto, seduto su una sedia di paglia con una lucetta bassa, con un piccolo lume, e inizia appunto questi racconti dicendo: si conta e si riconta. Grazie. A questo punto darei la parola a Sergio Todesco. Grazie. Sergio, puoi usare anche quello? Grazie. Io vorrei iniziare con una piccola nota biografica. Non conoscevo Lino Soraci e a un certo punto, parecchi anni fa, attraverso un amico comune, Lino Principato, mi venne rivolto l'invito a scrivere la prefazione a un suo libro, che non è questo, era I 7 peccati capitali. E io, prima di accettare, volli dare un'occhiata al testo, che mi convinse pienamente, perché era scritto in un dialetto smagliante ed era molto, molto ben costruito, tanto che poi per la copertina ricordo che suggerì di inserire il quadro straordinario di Hieronymus Bosch sui peccati capitali, che è una sorta di rosone dove vengono illustrati in maniera eccezionale queste situazioni di peccato. Dopo qualche anno, analogo invito mi venne rivolto di scrivere qualcosa presentando questo Sicuntra Saripunta, e devo dire che ha superato anche il primo, questo qui, perché capisco che Lino Soraci ci abbia lavorato per 10 anni, perché c'è un grande lavoro di studio. Vedete, in genere in molti casi il siciliano viene usato in maniera un po' spontaneista, perché come se fosse già l'utilizzo del dialetto autoreferenziale, quindi costituisse già di per sé un valore. Spesso questo dialetto viene involgarito e viene banalizzato. Non è questo il caso del libro di Lino, perché utilizza intanto un dialetto filologicamente corretto e poi alla base di questi conti, e lui prende per sé, diciamo, la veste del contista, come i conti dei contastorie, traccia alcuni medaglioni di storia messinese, sostanzialmente messinese e siciliana, perché parte dalle origini della Sicilia, di alcuni miti siciliani, poi inizia a tratteggiare alcune figure di donne siciliane e messinesi in particolare, poi si sofferma su alcuni eventi che hanno segnato la storia della Sicilia, su alcuni mestieri e attività lavorative e produttive tradizionali, per finire con quello che è stato una sorta di frattura antropologica per Messina di spartiacque, il terremoto di Messina. E lo fa, dicevo, con una perizia. Ecco, io vi leggo un po' quello che è l'indice del libro: dalla nascita e nome della Sicilia, al ratto di Proserpina e a Colapesce. Queste sono le tre mitologie che sono, come ci insegna Mircea Eliade, storie vere, non devono essere delle favolette, sono delle storie che stanno alla base di tutta la nostra attività, direi mitopoietica, di quello che noi abbiamo potuto dispiegare nel corso della nostra storia, attingendo a queste storie di sempre, che continuano a rivelarci realtà e verità sempre nuove. Delle donne di Messina parla di Elisabetta da Messina, la Elisabetta di Boccaccio, di Turinga Cameola, che è una sorta di protofemminista, perché è una ricca mercantessa che addirittura spende parte dei suoi averi per liberare, per un nobile, perché si è invaghita di lui. Ma questo nobile è un po' vanesio, e una volta liberato
disdegna di concludere questo rapporto con il matrimonio. Turingia pubblicamente lo spubblica, gli dice che non ha bisogno dei suoi averi, di avere restituito tutto, e si ritira in un convento, ma con un atto di grande, di estrema dignità. E poi c'è la santa per eccellenza messinese Eustochia Smeralda Calafato. Su lingua e dominazioni, e questa mi pare la parte centrale del libro, oltre che sull'apporto degli arabi, parla della lingua siciliana, cioè è una sorta di misenabim, parla in lingua siciliana del siciliano e dice delle cose straordinarie. Io credo che questa sorta di endecasillabi sciolti sulla lingua andrebbero donati al Parlamento europeo, perché si renda conto di come la nostra lingua sia stata un palinsesto, cioè una stratificazione di scritture, e Lino lo mette bene in luce, perché parla degli apporti greci, romani, arabi, normanni, svevi, angioini, catalani, spagnoli, francesi e così via, per dimostrare come l'identità linguistica nostra non sia un'identità monolitica data una volta per tutte, ma sia frutto di continue contaminazioni, di continui incontri e scontri di culture, in cui noi abbiamo svolto il ruolo della Grecia capta, cioè noi assorbivamo controllando e riuscendo a ridistribuire gli apporti che ci provenivano dall'esterno, mantenendoli in un miracoloso equilibrio, che è stato quello che poi ha creato la nostra reale identità. Quindi non è un'identità come quella della quale parlano i rozzi leghisti, lo diceva già Davide, ma è un'identità frutto appunto di mescolanze, un'identità meticcia, come tutte le identità sono chiamate a essere, se è vero come è vero che viviamo in un mondo in continua trasformazione, in cui diciamo ormai le distanze si sono troppo accorciate per poter pensare di richiuderci nelle piccole patrie. Quindi l'identità nostra è quella che viene splendidamente descritta attraverso questi versi. Io non so cosa Gianni poi ci reciterà, però questa è veramente significativa. Poi ci sono dei quattro particolari brani dedicati appunto a quelle che sono le attività lavorative che hanno segnato potentemente la cultura tradizionale siciliana negli ultimi secoli. La tonnara, quindi la pesca del tonno, la pesca del pesce spada che si esercita nello stretto di Messina, l'opera dei pupi e il lavoro nelle solfatare, che è quello. Ci sono delle memorabili poesie di Ignazio Buttitta su questo, sui lavori nella solfara, dove bambini di 8-10 anni andavano a caricarsi 40 kg di zolfo per portarli attraverso questi oscuri meandri delle solfare fino alla luce. Ci sono delle testimonianze di Ignazio Buttitta straordinarie su questa sua esperienza di persona scesa a verificare de visu cosa comportasse questo tipo di lavoro, e finisce appunto con il terremoto di Messina. Bene, tutte queste poesie, ripeto, non sono per niente mielose, non vogliono suscitare e solleticare l'interesse di un lettore di bocca buona. Sono poesie che hanno alla loro base, alla loro fonte, un lavoro straordinario di ricerca storica, perché, se non ricordo male, il libro è contrassegnato da oltre 600 note, dove lui puntualmente riporta tutte le fonti che attraverso la lingua siciliana viene citando, viene menzionando. Quindi evidentemente si è fortemente documentato su tutti gli episodi storici, su tutte le figure delle quali lui parla,
e puntualmente riporta le fonti alle quali ha attinto. Ripeto, è un testo esemplare che secondo me potrebbe essere senz'altro un testo portato nelle scuole, perché, tornando al discorso che già anticipato Davide, il problema per noi è quello di riproporre il siciliano come lingua viva e non come lingua morta. Il siciliano oggi viene considerato una lingua morta alla stregua del latino e del greco, ma noi vediamo che girando per le strade, anche se contaminato dai social, dai nuovi media, dalle nuove mode e soprattutto dalla perniciosa azione svolta dalla televisione, si è un po' diciamo imbastardito il siciliano, però attingendo a lavori di poeti come Lino Soraci, come Nino De Vita, come Maria Costa, senza andare oltre, come Ignazio Buttitta, riusciamo a capire che ricchezza ancora il siciliano è in grado di sprigionare, quali contenuti ancora è in grado di declinare, e quindi questa lingua andrebbe riportata alla sua valenza universale e considerata proprio viva, nel senso che dobbiamo ritornare a praticarla. Ritornare a praticarla significa che un ragazzo che va a scuola non deve leggere il brano di Ignazio Buttitta e commentarlo come farebbe con un brano di Tacito, ma deve imparare a riparlarlo, quindi a riappropriarsi di una lingua che non deve essere antagonista all'italiano, ma deve essere una lingua paritetica e in modo da fornire a tutti noi un doppio registro che ci consenta di attingere a dimensioni che con il solo italiano non riusciamo a raggiungere, perché diciamo il siciliano, la lingua siciliana, come vedremo da tante di queste poesie, riesce a toccare corde che con la sola lingua ufficiale non si riescono a raggiungere. Quindi considero questo un piccolo caposaldo del progetto complessivo che l'associazione RB e un po' tutti quelli che ci hanno creduto continuano a proporre, sperando che diventi fortemente condiviso. Vi ringrazio. Io vorrei ricordare, doveva essere presente qui anche Caldaluvarà, ma purtroppo un incidente domestico le ha impedito di venire. Sicuramente ci manca, perché la sua presenza sarebbe stata indubbiamente pertinente all'argomento di cui si sta parlando. Per quanto riguarda il libro di cui ha appena parlato Sergio Todesco, cioè il Sicunte e Saricunta di Lino Soraci, leggerò un paio di braccia, cioè intanto leggo l'incipit, perché l'incipit, per quanto brevissimo, credo che sia già folgorante, già comincia col botto questo libro. Nascita in nome della Sicilia, pochissime righe. Sicunta e Sarrecunta da 1000 anni, ca terra di la Zagara e l'Aranci nasciu da un prezioso gran diamanti, usato da lupaci mezzo mare per ricreare a razza dei romani. Poi una parte di uno dei capitoli principali, anzi forse in questa sede il più significativo, sulla lingua siciliana. Sappiamo lingue, noi altri siciliani, che manco noi pensiamo di parlare. Ne furono addotati dagli padri, ormai da tanti secoli passati, e sono li più vari e disparati. Hanno radici così sprofondati
che dalla terra portano la linfa per nutricare ancora e dare vita alla parrata nostra bella, ricca, che rappresenta l'unico crescente di un popolo sovrano e indipendente. E dunque frutto i semi più paci la lingua di cui fu prena la nostra madre. Ma non picchistu, ecco. Ma non picchistu è figlia naturale. Tanto per fare qualche paraone, nasciu come lo quadro di un pittore che si compone di tanti colori mescati con magia sopra la tela secondo lo disegno dell'artista. Oppure come alla distesa del mare di tanti fiumi figlia naturali per l'acqui che smagnosi dalle cime trovano sbucco da due gran bacini. O ancora come umeli delle lapi che zuccono lo nettare e più parte. Se è vero come è vero sul discorso, mi faccio una domanda e mi rispondo. Guarda, sai che bisogna... Si sarà scaricato la Forse è meglio l'altro. Se è vero come è vero sul discorso, mi faccio una domanda e mi rispondo. E la gran moltitudine di fattori, lo quattro, o mare e o mele, sono spuri? Ma non diciamo sta gran grossa barda. La nostra amata lingua siciliana avessimo così articolata per meglio ricordare agli ventori i nostri lotti contro l'oppressore. Se infatti fummo sotto a tanta gente, non fummo mai completamente servi. Cercammo invece sempre di proteggere la nostra identità, lo nostro intendere. E a chiara prova di quanto sopradetto, do 400 a.C., così diceva Ermocrate agli siculi: non siamo ioni o odori, siamo siculi. Tenendo che noi erano per nascita un solo popolo che la nostra anima e con linguaggio che era definito ancora prima dell'arrivo argivo. Di tutti i linguaggi li parlati di tanta gente estranea e dominante, passarono per l'ucrivo i popolani ogni parola che ci confacia e l'ampastarono come la farina, dandoci la forma che ci convenia per farla o nostro dire più vicina. Così si andava formando lo dialetto, che noi parliamo ancora con diletto. E che lo pace Dante, l'Alieri, che di queste cose certo se ne intende, diceva senza mostrare titubanza come la nostra lingua siciliana era tra i dialetti conosciuti, parlati agli suoi tempi, detti scuri, che da più usata, eppure la più pregiata della prima poesia italiana. E se non basta solo un fiorentino per dare alla Sicilia vantuchino, mettiamoci magari l'aretino, che ha stuprimato i siciliani, i primi che poetarono in volgari all'oca can latino curiali. Da tutto questo noi potremmo dire che siamo tra i popoli latini i più considerati dell'antichi, aver dato un grande contributo all'italiano allora nascituro. Grazie a Lino Soraci soprattutto. Adesso sì. Utilizziamo questo che dovrebbe avere le batterie cariche. Ah, benissimo. Sì, non so, allora la signora Paola Savoca che ci parlerà del libro Canti, punti e santi razioni. Mi sa che non è un Mi sa problema di che è batterie. ancora un pochino vai via. Mi sa che non è un problema di batterie. Forse è meglio quello. Uno dei due è il preferito. Fanno con i telefoni. Ah, può essere. Perché io ce l'ho Io me lo sono Va bene, scordato, può utilizzare quello. È colpa di Gianluca, vedi? Lo vedo. Assolutamente. lui. Sì, perché succede quando ci sono dei telefoni e fanno Può essere. interferenza. Buonasera a tutti, io sono Paola Savoca e ho scritto questo libro Canti, punti e santi razioni.
L'ho scritto in un momento perché mi sono resa conto che la lingua siciliana stava sparendo, come del resto tutti abbiamo già ampiamente messo in evidenza. Però prima di cominciare il mio intervento mi dovete permettere di fare un omaggio alla nostra Sicilia con questa piccola poesia breve breve. Suli splende sopra stu paesi, Stigi aggiumate tutti i lumini, luna fascia d'argento tutto sto mare, lo signore de cose rialari, della natura tutti i valori, cielo, mari e ciuri di tutti i colori, canta lo Mongebello, un canto de fuoco, splende la Conca d'Oro e le Monteviddi, spettacolo per le gente d'ogni loco. Sicilia bella, amata terra mia, sto canto d'amori è tutto per te. Questo mio libro l'ho scritto perché, come non mi voglio ripetere, andiamo a vedere piano piano che la nostra lingua si va a morire. Questo perché? Prima di tutto perché è stata italianizzata sin dall'unità d'Italia, è stata italianizzata e va bene, siamo un popolo unito, quindi giustamente la lingua ufficiale di atti, documenti e tutto quel che segue è in italiano, d'accordo. Però io penso che la nostra lingua dovrebbe crescere accanto all'italiano e non morire. La nostra lingua si sta perdendo anche perché è multimediale, multiculturale, multietnica, sono entrati vocaboli che non hanno niente a che vedere con la nostra cultura. Nei secoli, come giustamente questi illustri miei vicini hanno già evidenziato, la nostra Sicilia è stata dominata a partire dai secoli avanti Cristo fino ai francesi dei Vespri siciliani. Insomma, ce ne abbiamo avuto di tutti i colori, con nonne vostre non nate. Ecco. Però non è prevalsa la loro lingua sulla nostra. Noi ci siamo appropriati di vocaboli, di pensieri, di modi di dire di altri popoli e li abbiamo fatti nostri, cioè li abbiamo trasformati e li abbiamo adattati alla nostra cultura, alla nostra lingua e li abbiamo interiorizzati e fatti diventare siciliani. Oggi no, oggi sta avvenendo il contrario, si abbandona la nostra lingua a vantaggio di una lingua che non ha niente a che vedere con la nostra cultura. Anglesismi, francesismi, americanismi, parole multimediali che magari fanno parte naturalmente del progresso, di tutte queste belle cose, però sostituiscono la nostra lingua. E questo è un male, perché la nostra lingua è la nostra identità. Senza la lingua non c'è identità, senza la lingua non c'è cultura. E senza cultura non c'è l'identità di un popolo. Un popolo si identifica per la sua cultura, per la sua lingua, oltre che per tutte le altre cose che conseguono naturalmente. Quindi la nostra lingua va salvaguardata. Anche ci sono naturalmente tante parole che adesso non ci sono più, perché sono spariti anche le cose che li rappresentavano. Per esempio, a Funnacella, qua c'è per esempio la nonna che dice alla nipotina: vai giù a Funnacella che avevamo arrosti di castagni, che purtroppo dopo c'è da castagni. A Funnacella spariva, non c'è più. Perché? A Funnacella perché la cucina a gas, le cucine elettriche, le cucine a induzione, quindi giustamente spariva a Funnacella. Però a Funnacella che noi facevamo la carne arrostita fuori, adesso si chiama barbecue. Non è più Funnacella. E perché? Perché è diventato francese. E questo è un danno alla nostra lingua.
Noi dobbiamo continuare a chiamarlo focolare, funnacella, ecco. Come? Spesso nei quartieri è rustodore. Rustodore. Un rustodore, ecco, anche un rustodore. Ora invece abbiamo il barbecue. Siamo diventate francesine, però abbiamo il barbecue. Poi, per esempio, noi ecco, mi sono qui sottoscritte alcune cose. Ci sono termini nella nostra lingua che non possono essere tradotte perché perderebbero la loro valenza comunicativa e la loro incisività. Pertanto sono insostituibili. Ammatula. Uno che parla male. Longa ammatula. Ammatula, ci sono diverse traduzioni. Ma quella che secondo me è più giusta è amma, significa inutilmente. E tula risale, non so a quale verbo antico, significa strada senza sbocco. Chi da oggi noi diremo venire per uno spunta. Ecco, quindi longa ammatula è una persona inutile, longa, insomma, che non ha niente a che fare. Ecco, o per esempio noi diciamo sull'ammatula, se te lisce e fai cannola, lo santo è di mamma e menzura. Ecco, quindi tutte queste cose ci sono nel mio libro. Oh, per esempio, noi abbiamo preso, per dire qualche vocabolo tanto per restare in tema. Avasteggia. Avasteggia viene dal tedesco, un tedesco arcaico. Io non so come si scrive, vaste, eccetera. Noi l'abbiamo trasformata nella nostra lingua. Nella nostra lingua. E abbiamo tutta la Avasteggia. A cugiura, ecco. Ognuno ti abbraccia la sua cugiura e tutte queste cose qua. Naturalmente questo per quanto riguarda la lingua. Ora non vi voglio tediare perché giustamente vi voglio fare sentire semplicemente quello che dice la nipotina alla nonna quando torna da scuola. Che pagina è qui? Che pagina è qui? 73. Pagina 73. Ecco. Nonna, ma sai tu che mi disse il professore? Che devo parlare in italiano. La nonna molto saggia gli risponde: giusto ti disse il professore, perché in questo mondo tu a figurare. Ecco, a figurare. Una persona che non sa l'italiano, che non sa il siciliano, vuole dire figurare. Noi lo sappiamo benissimo quello che significa, giusto? Ma tu, disse la nonna con voce solenne, la tua lingua non te la scudare e non ti scudare la tua terra, del tuo paese, da tua storia e di tua radici, della tua casa, della tua famiglia, di tua nonna non ti scudare. Scusate perché io mi emoziono, ecco, lasciamo stare. Ecco, questo è per dire come la scuola ha influito sulla nostra lingua perché ha imposto giustamente, per carità, l'italiano. Il libro si compone di 3 parti. I canti, che sono delle ninne nanne, delle cantilene, ve ne faccio sentire una che è carinissima, e delle poesie, sempre scritte tutte strettamente in siciliano. Poi ci sono i cunti. I cunti sono il modo come la nonna insegna alla nipotina valori, educazione, comportamenti attraverso un conto. Un conto è un fatto che ha un prima e un fatto che ha un dopo. La nonna racconta solo il fatto e la nipotina poi che chiede alla nonna come è successo e che cosa viene dopo. Ecco, questo è un modo di trasmettere alla nipotina l'educazione, il rispetto, i valori che purtroppo nella nostra società, non solo in Sicilia, in tutto il mondo posso dire, i valori si sono spenti. I valori si sono spenti.
Ecco, ora vi faccio sentire una ninna nanna breve. Una ninna nanna. 15. Ninna nanna, dorme bella di la nonna, spunta luna e fuori scuro, tutto domnetto puro, chiude gli occhi toi belli, sogna voldi anciuletti, ninna nanna, ninna oh, tu sei bella e l'auce no, tra i belli, tu sei la più bella di la nonna Papuzzella. Che è un canto importantissimo, questo, perché queste le ho scritte io. Questo invece è un canto dei pescatori antichissimo, io non so a quale epoca risale, non lo canticchio perché mi emoziona, e già mi emoziona se leggerlo, perché è tanto antico che io lo sentivo dai miei nonni. Che bello sto mare, e chi non ti pisci, e Dio la bunnisci di ogni pietà. Annamoninni tutta a cariare pesa, ci facemmo la cresia al cuore di Gesù. De faccia stumare, cusuli che brisci, e l'umano arricchisci e lo pane mi dà. Ecco, per esempio, suli che brisci è intraducibile. È intraducibile. Si può dire per esempio alba, e l'alba non ha la stessa non ha lo stesso, non ha la stessa valenza, non ha la stessa forza, non è la stessa cosa. Come può dire per esempio Marina stamattina a Brescia con dolore di testa, oppure oggi Brescia una mala giornata, oppure come Brescia tua mamma stamattina. Non si può tradurre, perché Brescia è una parola così forte e così bella, così armoniosa, che racchiude tutta la nostra cultura. Questa è la nostra cultura, oltre a quello che abbiamo già detto. Quando la nonna dice alla nipotina i conti, aspetta, con le pagine. Sì, grazie. Ecco, guardate come la nonna dice alla nipotina che cosa sono i conti. Non è questo. Vabbè, comunque ve lo dico io a voce. La nonna praticamente dice alla nipotina: vidi gioia di tua nonna, pure lo Signore sia lodato e ringraziato. Sia lodato e ringraziato. Questa è una cultura tremenda, una cosa che fa tremare i polsi, perché ci riporta indietro nel tempo. Ora qui che dici, nominando il nome del Signore, sia lodato e ringraziato? Non lo dice più nessuno. Non lo dice più nessuno. E questo è grave, perché anche questo è cultura, è la nostra cultura, e dovrebbe essere la cultura universale di tutti i cristiani. Dice anche il nostro Signore, sia lodato e ringraziato, contava i conti per fare capire alla gente che voleva dire, appunto, i parabole. I parabole. I conti sono i conti che dice la nonna. C'era una volta Tizio, che è sempre, insomma, che è troppo lungo poterli raccontare, perché giustamente dicono tante cose. Per esempio parlano di un gnegno, traduciamo un gnegno. Come lo traduce un gnegno? Non c'è possibilità, perché gnegno era una persona, era la dote di una persona che era capace di trovare qualunque soluzione. Anche nel sistemare i libri ci vuole il gnegno, anche nel mettere le scarpe nella scartiera ci vuole il gnegno, anche per andare a parlare con le persone ci vuole il gnegno. Ecco, poi la nonna, la nipotina, certamente
Questi sono tutti i punti e la nonna gli dà sempre le spiegazioni alla nipotina. Però sì, sì. No, io niente, c'ho sempre avuto mia nonna non mi diceva a te te lo diceva? Nel frattempo che cerchiamo, poi è bello, volevo sottolineare le varie sfumature che siamo riusciti a... Ok, prego. Per esempio, la nonna ha raccontato alla nipotina di donna Elena che ha visto delle cose che ne ha riferite altre. Dice: "Oh nonna", dice, "ma donna Elena che era paccia?" Disse una menzogna l'anno quanto una casa. La nonna gli risponde: "No, nipotella mia, donna Elena non era paccia, non contavo chi tu che vitti, ma contavo chi tu che non vitti, e che donna Elena pensavo che era deve dire". Oh nonna, c'è come si è complicata. Per favore, parla con parole semplici e con parole povere. E la nonna la rimprovera: "I parole non sono mai semplici e tanto meno povere, perché arreda le parole, trasparano pensieri, ed è chi che va a dare e vi dire". Mi salutiamo un pezzo. Arreda una parola, c'è sempre una storia. La parola ditta non sempre fa capire. E l'uomo intelligente che sa leggere le parole, sa capire chi che veramente vogliono dire, ma che non dicono. Ecco, questa è la cosa più bella. E i punti. È inutile che ci allunghiamo perché sono tutti su questo tono. Il prima, il fatto e il dopo. I santi razioni, ecco, i santi razioni. Che cosa sono i santi razioni? I santi razioni, io penso che tutti ne abbiamo sentito parlare. I santi razioni sono preghiere che nulla hanno a che vedere con comportamenti discutibili, con piattini, con oli, cose di questo genere, per carità. Fuori casia, non esistono. Sono preghiere che da millenni, non da un giorno, da millenni, io fino al 700, per la fine del 700 sono risalita, perché vi dico la verità, a me le ha insegnate mia nonna. E io nella mia curiosità: "Nonna Mattia, ti insegnavo tutte queste cose?" A me mi insegnavo, mi disse mia nonna, un frate mia nonna che era parrino, e io ci insegnavo sua nonna e a sua nonna ci insegnavo sua nonna e così via. Le sante razioni non si devono assolutamente scrivere, mi diceva mia nonna, assolutamente. Si tramandavano di mamma, nonna, in figlia, in nipote, solo a voce. Solo. Aggiunta. Sì, come punto di donna Elena, come puntamento aggiunta. Naturalmente di queste sante razioni vi posso assicurare matematicamente che non esistono testi originali scritti, non ne troverete mai da nessuna parte, perché si tramandavano oralmente. Mia nonna mi aveva categoricamente proibito assolutamente di scriverle, perché mi diceva: chiunque poi può leggerli e farne un uso scognito. Traducevano questo scognito. Ecco la ricchezza della nostra lingua, l'intraducibilità, perché è specifica
di un pensiero, è specifica di quello che vuol dire e non si può tradurre. Io sono affascinato dalla signora. A lei un applauso alla sua energia, al suo calore. Sì, credo che è perfettamente intendo. Grazie, e avremo modo secondo me di approfondire ulteriormente. È stato eccezionale. La ringrazio. Ma serve per registrare, altrimenti il volume non è sufficiente. Non riesco, lo tengo io a mano. Tanto ringrazio Viviana del riferimento alla scuola. Credo che mi abbia sentito qualche volta dire questo proverbio quando soprattutto scoppiavano gli innamoramenti adolescenziali. Tu se metti che i piccirilli, brisci, pisciato. Vi confesso che ho avuto un po' di difficoltà a collocarmi in questa riunione, anche perché sono fuori un po' da questa dinamica, però alla fine ho fatto la mia scelta, bella o brutta che sia, giusta o sbagliata, ve la presento, no? Cosa voglio fare? Innanzitutto vi faccio riferimento al libro della signora Maria Grasso, nella quale ci ho messo anche qualche mano. Ecco. La signora ha insegnato per tutta la vita nelle scuole elementari di Santa Domenica Vittoria, con figli di contadini. E quindi quello che ha riportato i proverbi non sono altro che i proverbi che lei aveva sentito dai suoi alunni, perché lei per la sua formazione, la sua cultura, la sua educazione era un po' distante dalla cultura popolare. Classico l'episodio di quel ragazzo che dopo che lei aveva fatto una bella spiegazione, non so su quale argomento molto importante, si alza il ditino, lei meravigliata ci avrò suscitato un grande interesse. Signora maestra, lei che sa tutto, ma domani che fa? Chiovi? Perché dobbiamo andare a tagliare un feno e se piove ma pace non ci può andare. Per dire, ecco, il contesto nel quale lei si muoveva. Quello che è importante è che attraverso questi proverbi emerga una sorta di filosofia di vita, un modo particolare di porsi dinanzi alla vita, di interagire e di dare un nome agli eventi che accadono. E questa è la ricchezza che noi ritroviamo in questa raccolta di proverbi. E questo ci lascia delle grosse domande che poi riprenderò un po' alla fine. Quale altra saggezza oggi ci occorre a noi che viviamo in altri contesti? Quale linguaggio noi oggi possiamo elaborare per dare un nome a ciò che ci sta capitando, ci sta avvenendo? Perché gli antichi hanno saputo farlo, noi forse ancora siamo un po' analfabeti. Cosa voglio fare? Innanzitutto vorrei ambientare diciamo, il contesto storico nel quale si muovono questa raccolta di proverbi. In un secondo momento vi chiederei di seguirmi per accompagnare un contadino di allora nella sua giornata lavorativa, il quale affronta la giornata carico di questa saggezza che poi elabora dinanzi a ciò che vede, che osserva. Alla fine 2 o 3 domande soltanto. Spero di aver intuito il taglio da dare al mio intervento. Santa Domenica Vittoria sorge a 1080 metri sul livello del mare, sui Nebrodi, seguita da una strada statale che dopo il paese poi si biforca, una che va verso Capotollando e l'altra da Montalbano scende a Falcone. È un percorso molto gradevole in qualsiasi stagione, a meno che non ci si impatta con la nebbia, che anche d'estate, quando qua c'è Scirocco, di sopra con la temperatura che si abbassa diventa nebbia fitta e crea qualche problema. Oppure in qualche tempesta di neve che nel giro di 10 minuti riesce a bloccare la macchina, perché quando la macchina riesce a calpestare la neve passa, dopodiché si setta e non si cammina più. Bisogna aspettare lo spazzaneve, che allora ritardava anche di giorni, e più di uno è rimasto bloccato sotto la neve. Oppure che dietro una curva tu trovi gli animali liberi a pascolo che si sono sdraiati sull'asfalto e te li ritrovi sotto i fari perché il manto scuro non ti permette di vederli. Era un feudo di Roccella dal quale si è staccato nel 1628 e costituiva una sorta di zona franca di gente che aveva problemi con la giustizia e si rifugiava in quei posti, contadini e pastori, i quali prendevano in affitto pezzi di terra che poi il proprietario ricco glieli concedeva perché difficile da coltivare e non bonificati. Il contadino, pur di avere un suo pezzo di terra,
sprecava tutta la sua vita per bonificarlo. L'economia garantiva la sopravvivenza a stento, tante volte a Natale già era tutto finito e bisognava bussare alla porta del ricco. Infatti il proverbio prima di Natale né freddo né fame, dopo Natale lo freddo e la fame. E indebitarsi con i ricchi a prendere del frumento diventava un peso molto non indifferente. Ricordiamoci che io prendevo il famoso Dumunnella, è un recipiente di legno che mesurava il grano, a rasa e lo dovevo restituire a Cumba. E a Cumba costituiva l'interesse che veniva pagato al proprietario. Che aveva poi il paese è diviso in quartieri, delle case che sono costruite in maniera particolare, a pietra a secco, posizionate a macia, però dentro c'era argilla e pezzetti di pietra. Se non prendevano acqua duravano in eterno. Li univano il classico bastasu, c'è una grossa trave di rovere che univa insieme diverse case. Sosteneva il tetto di tutte quelle abitazioni. Non è un'espressione negativa, un bastasu è colui che sostiene, che lavora in famiglia e porta avanti la famiglia, sono un bastasu da casa, per dire, no? A piano terra queste casette in genere sono 4x4, 5x5 eccetera, c'era la stalla, il fienile, dove c'era posto per l'asino, la capretta, anche il maiale o le galline. Le quali galline e il maiale durante la giornata andavano libere per le strade del paese. Classico il fatto che la comare vicina, furba, le galline fanno le uova a mattinata dopo aver mangiato, no? Si chiudeva in casa la gallina dell'altra vicina, gli faceva fare l'uovo e poi la liberava dopo che aveva scodellato l'uovo. Le sciarre che scoppiavano non vi dico, no? Sopra, separata da un solaio, c'era l'abitazione del contadino, il letto con il materasso pieno di foglie di gran turco, belle fresche d'estate, facevano un rumore un po' rumoroso, se poi chi dormiva si muoveva in ginnastica da camera, più appunto. Alle pareti erano affisse i recipienti per le derrate alimentari, no? Era piccola la casa, però voi sapete benissimo, a casa capi quanto vuoi un bacioni, ci stava un po' tutti. Al tetto c'erano delle bacchette di legno alle quali venivano appese le cipolle, i salami, come si chiama, le pere d'inverno, le sorbe e l'uva che veniva fatta essiccare, che poi in inverno era gustosissima. Un piacere la mattina svegliarsi a controllare il mucchio di sorbe, qualcuna di notte si era già maturata e staccarla. Il tetto era fatto con le tavole e sopra le tavole c'erano le tegole. Quando c'era vento la casa era tutta arieggiata, non bastava il braciere per riscaldare. Inevitabile in quel contesto la visita dei topolini. E topolini si creava la trappola, non nostra moderna, era a ciappa. Si vendeva una pietra abbastanza grossa, larga, si metteva un pezzettino di legno, si legava un po' di formaggio, il topolino andava di dietro per stelare il formaggio, staccava il legno e a ciappa cadeva. Se si salvava, è la classica espressione, un scanto pigliavo il topolino, dice hai la faccia come chi non nisciuto da ciappa. Succede anche a noi, dopo un incidente, dopo una botta, insomma una caduta, diventa bianco in viso, no? Nisciuto da ciappa. Un lavoro ingrato quello della campagna, ma che dava la soddisfazione al contadino di essere lui il padrone di quello che produceva, perché la cosa più brutta era andare a finire lugato presso un proprietario, e spesso i ragazzi che venivano lugati in cambio di qualche sacco di grano o di altro diventavano schiavi a tutti gli effetti. In campagna ogni contadino costruiva una specie di casotto in pietra a secco con il tetto di paglia come riparo quando si trovava lì in campagna. Si coltivava il grano e i vari cereali, ma attenzione, il grano veniva selezionato in base al tipo di terreno, se era terra forte, se era scagliolo, se era terra nera, perché altrimenti non produceva, casomai se lo scambiavano. E anche i legumi, provate per cucinare dei legumi che sono stati coltivati in un terreno non adatto.
li potete tenere in pentola una giornata intera, non cuociono, sono scucibili. Pochi gli alberi da frutto nella campagna, in genere avevano quelli che spuntavano naturalmente e venivano innestati. Si innestavano i famosi piruzzati, era un albero selvatico, faceva delle pere piccoline che non maturano mai, se tu ne mangi qualcuna ti rimane nella gola e ti soffoca. Innestato riusciva a fare delle pere buone, ma conservavano il retrogusto dell'amaro, del selvatico. Tanto è vero l'espressione classica, io mangio questa pera, è buona, ma ha quel retrogusto particolare. Ti canuscio di quando eri piruzzaro. Si dice di una persona che in base alla sua origine, alla sua famiglia, anche se arriva a un livello molto alto di posizione sociale, un rinesciuto, no? Però ti canuscio di quando eri piruzzaro e ti comporti con quel selvaticume che ti porti dietro. Era un problema l'albero troppo alto di fichi, perché venivano innestati per in maniera tale che gli animali a pascolo non riuscissero a mangiare le foglie. La pianta di fico, quel longo si mangia i figa, quel curto si lammica, che non ci arriva a raccogliere i fichi. Non so se è stato comprensibile. Sì, nel paese aveva una fontana, una sorgente naturale, freschissima d'estate, quasi tiepida d'inverno, il di più serviva per una vasca per abbeverare gli animali e l'altra ancora per lavare, altrimenti dovevano andare a fiume. È classico l'andata a fiume della donna che non ha voglia di lavare, e allora si mette da girare lungo il fiume e non trova il posto giusto per lavare. Uno c'è acciappa, non c'è ogurno, uno c'è ogurno, non c'è acciappa. Acciappa è la pietra piatta sulla quale si strofila la biancheria, però la devi immergere nell'acqua abbondante, ogurno, no? Perché dici gurno e non bullo? Gurno. Dici gurno. Gurno. Io dico bullo. Vabbè, sono delle differenze, ma l'idea è quella, c'è il fosso, no? Infatti dice, quando cade l'acqua si dice un gurnau. Un gurnau. Dice, su acciappa ma non c'è un gurno, quindi oggi non si lava, no? Abbiamo modificato. Interessante che si andava a raccogliere l'acqua con i recipienti di terracotta, ancora non c'era la plastica, e a Quartara tanto va all'acqua fino a quando non si sciacca. E si dice anche di una persona, puoi fare delle cose storte, ti va bene, ma prima o dopo ti pescano. A Quartara tanto va all'acqua fino a quando non si sciacca. Allora, a questo punto, seguitemi in questa giornata del contadino. Se vi stancate ditemelo, io mi posso fermare in qualsiasi momento. La giornata del contadino iniziava presto, all'alba, quasi prima del sorgere del sole, perché sapeva che a mattinata fa a giornata. Nelle ore mattutine si fa tanto di quel lavoro che in tutta la giornata poi non si riesce a fare. Scendeva giù, bardava l'asino e gli metteva sul basto le famose bettole. Nelle bettole il tascapane con il pane e un po' di companatico. In genere del formaggio o della ricotta salata. E il formaggio spesso aveva, se uno lo tagliava, poteva trovare i passeggeri, i vermicelli. Qualcuno li faceva vedere sulla palma della mano e li mangiava, no? Ma è da più un'espressione molto interessante. Per Tizio cresciuto come o formaggio o vermouth o formaggio, cioè non gli è mancato nulla. Però il formaggio con i vermi diventava anche segno di cattiva manutenzione, perché vuol dire che non è stato messo il sale a tempo giusto, e sapevano benissimo che un formaggio duro non piglia sali. Se tu non intervieni a tempo dovuto a mettere il sale, dopo il formaggio è diventato duro, non lo puoi più insaporire, no? E stava attento a controllare che in tasca avesse il coltello che tagliava. Oggi se ti pescano in macchina o in tasca un coltellino con qualche centimetro in più sono guai grossi, ma allora il contadino non usciva mai senza coltello. È come se doveva uscire in mutande, attenzione, il coltello serviva alla qualunque. Serviva a tagliare il pane, e se il pane era duro e ho un coltello che non taglia, rischiava di non mangiare, no? Si dice anche di due persone che non vanno d'accordo, attenzione, quei due sono come un pane duro e un coltello che non taglia.
e faceva attenzione a non mettere la farce nelle bettole perché le avrebbe bucate sicuramente. Da qui l'espressione uguale alla prima, i due sono come a fauci i bettoli, non vanno d'accordo, è meglio che si separino. A livello di coppia questo si capisce molto bene. L'asino avrebbe bevuto lungo la strada a quelle sorgenti che venivano lasciate libere, era un fosso per terra, l'asino arrivava e il contadino accompagnava la beverata dell'asino con un fischio particolare, non lo so fare. Però se l'asino non voleva bere perché prima aveva bevuto qualche altro animale, no? È inutile che ci fischi o se un scecco non vuole bevere. Però se l'asino aveva sete, ogni acqua studa siti. Il piccolo appezzamento di terreno era stato acquistato con grandi sacrifici, però il contadino si accontentava perché sapeva benissimo che upicca avi caro teini, è poco ma me lo tengo caro, e felicevi si accontenta di quello che avi. D'altra parte fa roba naspa, sa quanto gli costa, e quindi suona, diciamo, la classica sapienza biblica dell'uomo della Bibbia che si accontenta di quello che ha e gode anche del suo lavoro, ed evita la bramosia di colui che più avi e più voli e non gli bastano soldi, non gli basta la roba famosa, la proprietà. La vigna richiedeva un lavoro particolare, molta attenzione. Le vite venivano piantate lungo i muri a secco perché la campagna doveva rimanere libera per la coltivazione del grano, e se la vite era piantata vicino al muro a secco non c'era bisogno di zapparla perché le radici scendono in profondità, ma quando c'era bisogno di zapparla, soprattutto in inverno, per mettere nel fosso accanto alla vite o la paglia di sulla o di fave o di ferci, che costituiscono un ottimo concime, si dice che cu zappa a sua vigna, cu buono zappa, buono vignigna. Se vuoi raggiungere dei risultati ci deve mettere del tuo, no? E se poi vuoi bere il vino, bevi del tuo, e se ti devi imbriacati di vino buono. Se devi folleggiare, fallo per una cosa che vale la pena, che è importante. E la campagna aveva una sorgente e facevano anche l'orto, però l'orto omu morto, cioè ci vuole molto lavoro, dalla mattina alla sera, soprattutto in estate. Era un impegno continuativo e gravoso. Pochi gli alberi e frequenti danni alle coltivazioni, perché spesso gli animali a pascolo bucavano la siepe e andavano a fare danno nel vicino. In genere la capra che saltava assieme alla figlia, no? E l'espressione tipica, un'esata a capra, sata a ciarella, e si dice se tuo padre si comporta male, tuo figlio segue. In genere si applica alla figlia, se la mamma è un pochettino molto fantasiosa, ecco, nelle sue scelte. E spesso gli incendi potevano anche devastare, ma il contadino aveva il sistema degli incendi preventivi, cioè bruciava il terreno, perché sopra un bruciato non ci può fuoco. E quando arrivava l'incendio spesso lasciava qualche cosa a parte, e il contadino diciamo cencia un occhio, il resto si è bruciato, ma almeno ho salvaguardato qualche cosa. Sapeva benissimo che i guai erano altri, tant'è vero che si diceva guai capala e morti mai, e sulla morte non c'è riparo, a tutto il resto c'è un cosa. E quando le cose andavano male adottava la tecnica del giunco del fiume, no? Quando cale di giunco passa la china. Un'economia di sopravvivenza e di scarsità che faceva dire a molti siamo ricchi come aquilli che vanno all'acqua con i sacchi. Tanto lavoro, però con il sacco non porta niente. Oppure niente avia, niente aio, come vinni, minne vaio, il che rendeva violenti anche le litigate per l'eredità, no? Si dice asciarra
è sempre papuccia. Papuccia era un'imbottita che sul letto, quando si dormiva in due sul letto, ognuno la voleva tirare a cuccia. Ti mandammo a scuola, Cincalla, al liceo, Viviana. Scusato, per questo. Cioè ti manca la copertura. No, ma veramente sono proprio... Ti mandammo a scuola per 5 anni, al liceo. Ma sai, queste cose sono cose, scusate, sono cose che vivi anche molto in famiglia, no? E io devo dire che, boh, è il contesto, non lo so. È il contesto che ti porta... Cioè, non è che non si parlasse, Vedi Viviana, non è che non si parlasse il dialetto, però era un allora, la mia nonna materna, no, non lo sapeva parlare tanto bene, la verità, onestamente no. E poi si sentiva raccontare e parlare, di base, nonna, è successo questa cosa, me la racconti? Poi da punto, no, veramente no, poi da punto. Se siamo qui adesso, se abbiamo pensato questo percorso, non è un caso. Non è un caso, perché la lingua siciliana è una lingua a rischio di estinzione, nonostante l'agenzia dell'UNESCO ci considera bilingue. Per cui se abbiamo sentito forte l'esigenza e vedo con estremo piacere tanta energia, tanta passione, è proprio per questo. Perché la nostra generazione corre il rischio di non consegnare a quelle future questo patrimonio. Sì, ma l'abbiamo detto. Io adesso non voglio interrompere Sì. E allora le lascio le ultime battute perché c'è Sergio Todesco che voleva concludere e io ho da dirvi qualcos'altro. Così concludiamo l'incontro. Grazie. Vabbè, allora, così anche la promessa di avere un po' in possesso l'eredità che il nonno, il papà e la mamma avrebbero lasciato, no? A fine da vita, a cuciovo o ma capizzo, ce lasso o ma furrizzo. Il furrizzo è un sedile fatto di fella, basso, molto comodo. In questo caso significa, diciamo, un furrizzo, cioè il gruzzoletto che ho messo da parte, cioè l'eredità, no? A chi mi troverò? Ma a chi mi trovo o ma capizzo del letto, ce lasso o ma furrizzo, no? O la greca, mi pare. Capizzo è di origine greca. Non ho idea. Ci saranno occasioni per approfondire. Così anche il rimprovero. Mentre che ero vivo non mi veniste a cercare, ora che sono morto mi viene a salutare. Io ho visto scene incredibili durante i funerali, il fratello che ricorreva la sorella con l'accetta in mano, dice ora vieni, aspetta che ti sistema, no? Nel momento del dolore. E il contadino sapeva bene che non poteva dipendere dagli altri e non poteva andare a cercare il prestito, anche perché si indebitava e si creava una relazione di dipendenza umiliante. Quavi a dare si va a mucciare, quavi a avere si va a affacciare, un bacione si affaccia e io che gli devo dare qualche cosa mi nascondo, no? E così il giudizio pesante nei confronti di chi aveva molto. Quavi a panza china non crede a cutigliuna e in tuo mondo c'è cutisia e c'è cusprazia e non poteva aspettarsi niente da nessuno, perché niente per niente nulla fa niente. Se qualcuno ti dà un favore tu devi ricambiare. E l'immagine molto bella del contadino che va a fare la legna in zone molto difficili, addirittura scoscese dove non c'erano sentieri né possibilità di sollevare in alto la legna. Quavi ligna a malo terreno, si aiuta un collo e inesci ochiano. Chi ha legna a cattivo terreno, che fa? Si rimette in spalla e si riesce lui, perché gli altri non ci vanno. E quando poi questa legna veniva bruciata nel focolare, il focolare acceso in casa creava delle espressioni molto interessanti. I ligna come sono fanno abbracci, le gente come sono fanno le cose. C'è la legna buona che fa le abbracci buona, c'è la legna non buona che abbracci non ne fa e si consuma. Così sono le persone, gente buona fa le cose buone, altrimenti niente, no? E ogni ligno ha uso fumo e lo devi sapere questo.
cioè quanto può essere straordinario anche quell'aspetto negativo. E però c'è anche il vicino che ti può dare una mano, a meno che il vicino che in antiduna on presta fuiru come una peste. E quando si va a domandare un favore, conviene gli apri la porta chi pedi. Lo diciamo anche noi, se sei invitato dice bussa con i piedi, perché le mani sono impegnate nel dialogo. E stando attento a chi parla molto, perché c'è gente che sa fare stare i sacchi vuoti a gente. E anche quando le cose si presentano bene come un piatto di lenticchie ben cucinate, stai attenzione perché spesso c'è la pescia la lenticchia, quella piattuzza che ti può spezzare il dente. D'accordo padre, io certe cose me le riserverei per un'altra occasione. Ok, va benissimo, okay. Perché ne potremmo dire a migliaia. Però guarda che Un applauso. Noi ci dobbiamo avviare alla conclusione anche per questioni di ragionevole tempo. Io volevo concludere, però Sergio mi ha chiesto il microfono per una battuta che ti chiedo molto sintetica, brevissima, sì, grazie. Sinteticissima. Io ho sentito, ammirato. Il rischio è che facciamo un altro giro. Io le dedico una serata da noi, tutta per lei. Ammirato ed emozionato a tutte queste testimonianze. D'altra parte, diciamo, questi documenti di cultura orale hanno una letteratura sterminata. Giuseppe Pitrè ci ha dedicato 25 volumi della biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, più tantissimi altri articoli e saggi pubblicati nell'archivio che lui dirigeva con Salomone Marino e così via. Vorrei fare però una brevissima considerazione ad alta voce. Questo progetto di riproporre la lingua siciliana come di pari dignità non deve avere nessun tipo di zavorra nostalgica, a mio parere, perché rischieremmo di presentarci a cospetto dell'Europa come dei provinciali che intendono rivendicare degli elementi identitari alla stessa stregua dei leghisti che fanno i riti col dio Po e con l'ampolla. Concordo. E allora, secondo me, uno dei rischi, nonostante tutta la passione, tutto l'investimento sentimentale che noi ci mettiamo, io ho fatto anni fa un volume su Castel di Tusa, scrivendo, pubblicato Buncitopo, poi qualche volta lo possiamo vedere, tutte le canzoni, le preghiere, i conti, le orazioni che la mia memoria aveva conservato dalla mia nonna, prozia e così via, e le ho volute mettere in carta perché per anni le avevo trascritte in un libricino. Ma questo non credo che sia una buona carta d'identità, perché credo che noi abbiamo il dovere di proporre la lingua siciliana traducendo in siciliano anche la modernità. Noi dobbiamo imporre la lingua siciliana come una lingua viva che deve tradurre senza tradire, ma deve confrontarsi con la storia contemporanea. C'è una bellissima frase di Gustav Mahler, il famoso musicista, che dice: tradizione non è nostalgia delle ceneri, ma memoria del fuoco. E secondo me questo è quello che noi dobbiamo fare, portando la ricchezza e il fuoco che ancora ci proviene da tutte queste tradizioni. Bellissima. Grazie Sergio, bellissimo. Grazie per aver evidenziato questa tua riflessione, perché è un timore. Come dicevo in apertura, così come sono stato avvicinato da organizzazioni politiche che hanno pensato che noi volessimo attivare dei moti scissionisti, non è così. Certamente noi vogliamo fare in modo tale di valorizzare la lingua siciliana, ma contestualizzata con la contemporaneità. Noi abbiamo degli obiettivi che sono anche di tipo istituzionale, ve ne voglio fare partecipe.
uno dei motivi, quello che mi ha fortemente motivato e che mi ha indignato, è che quando ho parlato con questo mio amico Aurelio Latorre, dirigente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e mi ha fatto sapere che nel 2009, periodo del governo D'Alema, fu varata una legge che protegge le lingue vulnerabili e ne protegge esattamente 12. Tra le lingue regionali delle regioni a statuto speciale, soltanto la lingua sarda e friulana rientrano sotto la protezione di questa legge. Il siciliano no. E perché? Brava, questo è stato un motivo che mi ha indignato e che mi ha convinto ad intraprendere questo percorso. Un altro obiettivo che ci siamo dati è quello di fare in modo tale che la legge 9 del 2011, legge regionale, che istituisce per ogni scuola di ordine e grado un'ora di lingua siciliana, è rimasta inattuata, è rimasta a binario morto, per cui ci vogliono i decreti attuativi. Anche qui si attivano tutta una serie di considerazioni, perché qualcuno ci ricorda, ma guarda che quella legge l'ha voluta un movimento, l'MPA, movimento autonomo, no? Che aveva una certa, ma noi non abbiamo nulla a che fare. Esiste questa legge, riteniamo che possa essere un'occasione fare in modo tale che i giovani a scuola possono affrontare la lingua siciliana. Come lo possono fare? Perché effettivamente è difficile immaginare un programma. Per fortuna l'arte ci viene in soccorso, la letteratura ci viene in soccorso, la poesia ci viene in soccorso, la musica ci viene in soccorso. Questo percorso che stiamo facendo è un percorso che abbiamo appena iniziato e per cui ci saranno altre occasioni per poterci confrontare. E volevo concludere questo incontro, a meno che Viviana non vuole aggiungere qualcos'altro, ringraziando un compagno. In altre occasioni ho detto partner, questa sera dirò compagno. Un compagno importante, che è Todomodo. Todomodo è un editore che in tempi non sospetti, 10 anni fa, quando è nato, ha immaginato nel suo codice di comunicazione di inserire la battuta, il dialetto, il modo di dire, perché consapevoli che arriva al cuore della gente, perché più facilmente si riesce a bucare, no, certi meccanismi. Questa sera Joseph Villari non c'è, ma c'è lo staff dei giornalisti di Todomodo che stanno seguendo tutti gli 11 eventi e questo materiale che stiamo registrando sarà utile e funzionale per queste testimonianze, per questi contributi. Non so quanto riusciremo a selezionare prima del convegno di Bruxelles, penso poco, perché noi finiamo il 3 dicembre e il giorno 6 partiamo, ma sicuramente è materiale che sarà utile per poter proseguire in questo percorso di valorizzazione della lingua siciliana e di superamento del pregiudizio che ne inibisce l'uso. Grazie a tutti voi che avete partecipato con grande energia e entusiasmo, ci saranno altre occasioni, ne stia sicura. Però lei è una donna irresistibile. Meno E male per cui... che è mio marito. No, ma certo. Allora Viviana, diamo la parola alla poeta. Prego. Un attimo. Però con la stessa energia di prima. C'era una volta c'era un surice in talumera, a iatta andava piglia e si bruciava tutta la caviglia. Non potevamo concludere in modo migliore, Viviana. Non ho da dire molto perché è stato detto tantissimo, secondo me valeva la tutti pena. interessantissimo. Grazie per averci deliziato anche con le vostre letture, grazie davvero a tutti quanti, avete fatto tutti degli interventi interessanti, divertenti anche, e grazie davvero Sergio per aver chiuso in questo modo, cioè per averci detto quello, perché magari davvero anche ieri riflettevamo nel nostro incontro. Abbiamo un gruppo di letture dedicato a Michele Amburgia, oggi vediamo una volta al mese. Ieri riflettevamo quanto tante volte i primi nemici di quello che non dovrebbe accadere siamo noi stessi, senza rendercene conto. Questo che hai detto mi ha fatto subito riflettere, che effettivamente alle volte sembra che ci si voglia prendere uno spazio combattendo di una cosa perché devo riportare quello che era. No, quello che è, dico,
possiamo fare tanto con la nostra lingua e innestarla anche nei percorsi di studio, perché no, a me è capitato di proporre nei progetti lettura delle cose proprio tipicamente siciliane poesie, e devo dire che spesso mi è capitato cantilene, che gli insegnanti canti. abbiano accettato questo, grazie agli editori come Gianluca che danno tanto spazio a tutto questo, e grazie davvero sempre alla, che ne so, la facciamo un bellissimo applauso a Davide Liotta che è un vulcano.